Ehi voglio, ciao, benvenuti sul canale Super Alan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, ma soprattutto come starete guardando alle mie spalle, sono alla miglior paninoteca dell'anno 2026 WOK. Ovviamente nella nuova sede qui a Sant'Antimo, Oink Lab, il nuovo laboratorio di Egidio Cerrone, che come sapete hanno anche altre sedi, Spaccanapoli, il Vomero, Via Cilea, ma noi oggi siamo qui a provare tutto il menù della miglior paninoteca d'Italia. Ovviamente io vi chiedo di supportare questo video con un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, anche perché non vedo l'ora di portarvi altri video food come stiamo facendo in questo periodo. Consigliatemi altri posti da andare a provare, anche se qualcuno già ce l'ho in mente, ma io non mi perderei in troppe chiacchiere, signori. Entriamo dentro e soprattutto assaggiamo i panini più buoni d'Italia. Allora ragazzi, la struttura è immensa, sono 850 metri quadri di palazzo praticamente, da come state guardando da queste immagini. Tra l'altro qui alle mie spalle c'è anche l'area esterna, noi mangeremo all'interno. Già ci sono entrato e il locale è molto bello e anche molto grande rispetto magari agli altri locali che conosciamo che sono dei takeaway. Stiamo per entrare nel Palazzo Reale ragazzi, Palazzo Reale dei panini, ecco qui, ci siamo. Oh! Occhio signori, c'è sta pure un must. Benvenuti, come stai? A posto? Che onore ragazzi, siamo con la storia dei panini a Napoli ma anche in Italia. Grazie. Perché la scelta di aprire a Sant'Antimo? Perché qua innanzitutto abbiamo costruito un laboratorio, quindi Sant'Antimo ci offriva la possibilità di avere delle grandi metrature, dei grandi spazi e soprattutto una bella logistica per carico, scarico, quindi ci ha permesso di prendere questo bel localone gigante dove dietro abbiamo tutta l'area di produzione e laboratorio centralizzata per tutti i locali. Poi siamo riusciti a fare anche un put davanti. Io oggi sono venuto a fare il pulpo oggi qua. Senza con la R. Sì, esatto. E sono andato ad assaggiare tutto il menù della miglior paninoteca d'Italia del 2026. Pronto? Sono prontissimo. Dai, decidi io la playlist. Decidi da tu. Pazzi, ti dovevamo per... Bene ragazzi, accomodiamoci. Poi vedete ragazzi, qui ci siamo già impossessati dei tavolini. Vedete, no? Ci stanno i tavolini, le varie sedute. Ci sta una scimmia astrospaziale. C'è anche la seduta vicino alla vetrata. Bello, così puoi guardare fuori mentre mangi come un porco. E poi ci stanno anche queste varie sedute qui centrali, oltre quelle che stanno proprio vicino al muro. Poi come vedete lì in fondo ci stanno anche i vari tablet affissi al muro dove potete leggere appunto il menù con tutti i vari panini. E nulla, io veramente non vedo l'ora di assaggiare i must di WOK. Allora, questo è genovese astrospaziale. Non ci credo, lo vedo per la prima volta da vicino. Questo è il mio panino preferito in assoluto. Questa è una classica genovese. Facciamo la genovese più seria di questo mondo, con tutte le cose più buone che ci possiamo mettere dentro. Non l'avrei mai detto perché mi sente proprio. Cioè ragazzi, è assurdo, da qua si sente. La gente l'acqua a bocca. Comunque vieni, ma ci faccio questa seria. Ci portiamo in pure peccate di prosciutto crudo che mi piacciono, la foglia di laurea sempre stimate, poi c'è tante ore. Poi che facciamo? Ce l'andiamo a lavorare per renderla esplosiva nel panino. Ce l'andiamo a sfilacciare, andiamo a condire col sugo. Poi troverai ancora cipolle, le stesse cipolle le infariniamo e friggiamo sopra il provolone. Poi abbiamo la maionese alla genovese. Perché quando facciamo la genovese ce l'abbiamo sempre un po' più sugo, quindi quel sugo extra lo inseriamo nella maionese e quindi tu sicuramente tieni la genovese in tutto il panino. Si è fatto l'acquolina in bocca. Che assurdo, mamma mia. Mamma mia ragazzi, clamoroso, è clamoroso. Voglio ti vorrei far stare qua, secondo me non rende dal video. Devono inventare prima o poi la funzione che potete anche voi assaggiare in teoria quello che sto mangiando io. Ha paura. No. Buonissimo, al buono. Questo si chiama così perché quando c'era un uomo, no? Ho detto che questa è una genovese esplosiva, no? Al cubo. Quando ho detto come chiama? Ho detto questo nome mi piaceva perché mi piace come suona detto da un napoletano, no? Come questa cosa spaziale. È veramente astrospaziale. È clamoroso, è un'esplosione di sapore che ti esplode proprio tutta la genovese in bocca. Poi, a parte la bontà, è pieno, cioè il panino è pieno. Sì, E poi, a proposito di panino, mi piace proprio l'idea della rosetta, cioè non è il classico panino a zuozzo magari, sai, mezza via. Questo dovevamo avere un panino che fosse all'altezza. La rusticità, la tradizionalità della ricetta, ma allo stesso tempo è una rosetta e comunque non è che li rosetta strappo, netereto, mollicose oppure plasticose. Che se ci fate caso, quando la mordi si strappa tranquillamente, sì, è leggerissimo. Bella, pure la crosta sopra, bella croccante. Rosetta, sai come sarebbe è costato? Il vestito del matrimonio. Noi se prima mi sposavo, mentre appunto questa rosetta, ci mangiate rosetta la mattina sera, mangiavo il matrimonio, non appunto così. Vabbè, ma ci sta ragazzi, pure per mangiare sti quelli.
Questo invece è braciola supernova, quello che ti ho detto è il gemello di Astrospaziale. Ok? Praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto lo stesso processo di quel paio di prima, invece di fare la genovese abbiamo fatto il ragù, siamo sfilacciati la carne e poi tutto fuori da questa carne tutti gli ingredienti che stanno in una braciola. Abbiamo un sottolio di pinoli, vette e salame, una cialda di pecorino, la maionese, prezzemolo e altro. Devo soltanto chiamare Gand. Quasi si dice a Napoli, non lo so ragazzi, nelle altre zone d'Italia. Mamma mia. Allora, come avete sentito, mamma mia, ho detto appena dato il morso. Perché proprio appena dal morso aveva già tutto il sapore di questa carne bella, spinacciata, sti pinoli, tutto al dente. A parte che quelle sono guarda che ha quello perché mi sa che lo salato, mi sa che lo zavato, anche il sigo un po' del ragù, dell'olio del ragù, che ha quella nota dolce. No, ma io, dai, non so se preferisco questo o quello di prima. Allora, la genovese è la mia preferita, uno dei miei piatti preferiti. Quindi C'è una, la vincevi facile. c'è una guerra all'interno di Qual è quello? tra i nostri clienti. Noi teniamo piatti pasti in due panini. È come se facessi una scarpetta Sì, continua. quello è il segreto, quella è la. Vedi? Cioè, È come se tu ti mangiassi sempre la quarta finale rugale. esattamente. E se li devi dessi i panini, se tu ci pensi, noi napolitano facciamo questa quando si fanno, noi qualsiasi cosa che ripiciamo per mezzo fare. Esatto. Se al tavolo ti non fai vicino, ti fa fare marenda. Può essere pure tuo, può essere pure chi l'era ieri. Sta una cosa, ma qualsiasi cosa la frittata, te ne puoi che se tu pensi sulle pane alla fine ti metti a roba in, facciamo sempre che sta a tavola, no? E questo è quello che voglio fare nei miei panini, in questa nuova generazione di panini. Supernova è quando una stella muore, no? Nello spazio, lascia un'esplosione così forte, perché questa è una braciola che praticamente è aperta ed esplosa. Ho deciso il nome per continuare la saga dopo Astro Spaziale, ci chiamato braciola supernova. Azzeccatissimo ragazzi il nome, sta esplodendo nel mio stomaco. Ora sono indeciso quale farti provare, poi ci penso, ma che in cucina ci penso. Guardate qua ragazzi, quanto lietto, quanto sugo rilascia questa braciola supernova. Saresti qua per ore e ore a mangiare. Il panino è proprio intriso di olio, di braciola, di sugo. Ma poi sti pinoli sotto al dente, belli. No, voglio. Cioè, un morso sotto e sotto, ve lo posso dedicare. A parte il pipino, occhio. Sono innamorato. È iniziato 2024-2025, ma stiamo andando un po' indietro nel tempo, ok? Questa è una fase di tocco 2017-18, dove praticamente lavoravamo ancora con l'hamburger, più con gli hamburger, dove però ci divertivamo a giocare con i sapori. Di base partiamo dal sapore Namarena, salsiccia e friarielli, ci sta l'hamburger di salsiccia e friarielli. Abbiamo aggiunto questa nota di sapore in più che sono queste patate dolci americane e una maionese all'aglio. Questo si chiama Demogorgon, il nome è ispirato a Stranger Things, è abbastanza mostruoso, si può vedere. Passa pure una bella fetta di provola. Sì. Tra l'altro ti do una info, io non potrei mangiare i latticini perché sono intollerante, però facciamo un grandissimo strappo alla regola. Abbiamo un bagno di cazzo Dopo sicuramente dobbiamo andarci nel bagno, ragazzi. Io guardate qua, ve lo faccio vedere anche da più vicino. Guardate qui quanto è gonfio, quanto è pieno. Sta felli carne che fa paura. Guardate che friarillo, no? Bello, ma poi questa fetta di provola, quasi mi tutto panino. Buon appetito. Mamma mia. Mamma mia. Panino diverso rispetto a quello di prima. Questo è un bun rispetto a quello di prima che era proprio la rosetta classica. Si nota molto, soprattutto sotto, perché è molto soffice, molto morbido. Cioè al morso lo senti proprio che non è croccante come quello di prima, ma si scioglie completamente in bocca. Questo è proprio friarillo di pizza del ranon. È clamoroso. Bello che sta salsa che si amalgama proprio con tutti gli ingredienti del panino. Friarilli, la carne, la salsiccia, la salsiccia e friarilli. In due panine. Una bontà unica. No, è giro. Assurdo. Allora, lasciate un mi piace se in questo momento vorreste assaggiare questa parte del panino, signori. Per voi sto mangiando i panini che la provola. Assurdo. Allora, questa qua effettivamente, questa ti dà giusto un morso, ma te la porta. Questa è la provola fritta, la facciamo noi. Del panino vegetariano classico che abbiamo ce ne sono due di queste. Del vegana che è una variante del Demogorgon che hai mangiato prima ce ne sta una sola. Quindi questa qua te la apri così, molto facile non vuoi perché queste qua la gente va trovando come appetizer. Solo che non le voglio ancora fare come appetizer. Quindi non guardate questa parte del video, sto facendo solo lì. Questo serve a lui per far immaginare come sarebbe stato il panino che ha mangiato prima con i friarielli, però con una provola dentro. Va bene, lo vedo.
Sarebbe stato un bel panino. Il crunch penso che si sia sentito. Bello. Io non la posso mangiare, voglio. Dai, tranquillo, tranquillo. Questo invece praticamente che si fa proprio nuove. Insieme a persone vere veramente dicono che ne fai a porzione, sarebbe fantastico. E invece Però no. adesso ma fa patate all'infinito poi da quel punto di vista. Già ne facciamo tantissime in laboratorio. Allora, praticamente queste sono le patate al forno di nonna assunta. La caratteristica principale è quello che vedi qua al centro. Questo bel pezzo di cipolla. Ok, le patate di mia nonna sono sempre state fatte così, quindi non aglio e rosmarino, ma piene, strapiene di cipolla. Infatti le persone all'inizio dicevano posso avere nonna assunta senza cipolla? No, Perché io sono nel nonno assunto. Bravo, questo è il gusto che voglio ricreare, è il piatto della mia infanzia, il piatto che mia nonna faceva per farmi stare bene, quindi in nessun modo al mondo toglierò mai né questo panino né la cipolla da queste patate. Quindi con queste facciamo questo panino non assunta, con hamburger, provola, queste patate a forno e maionese al pepe. Nel tempo sto provando a modificarlo perché il piatto di partenza era pulli che patate mia nonna, quindi sto cercando nel tempo di creare una nuova versione di questo non assunta, ma col pollo. Attualmente lo trovi con l'hamburger, per non farti ammazzare assaggiati le patate e ti do un consiglio. La chicca come me le mangio io quando vado a pizzicare. Come la mangi? Prendi una patata e mettici un po' di cipolla sopra. Ciao team. Sì, sì. Troppa? No, no, è pure poca, vai. Ah, va bene, ragazzi. Così mi ha detto il maestro. Vai, E tu noi cosa vai, facciamo? direttamente. Effettivamente senza cipolla perdi tutto. Usa pure la cipolla, usa pure la cipolla. Vedi una di queste, una me la faccio pure avanti un po' qua sopra. No, che Questa è una onore! rendina mia, Che onore! Questa è un a me. Amen. Che onore! Io mazzo capire quando voglio fare buffare, se ne mangiate patatine come mi mangi. Solo io, solo io! Ragazzi, è un privilegio. Clamoroso. Guardate qua. Cioè, mi è venuto a rotto, messo aiuto. Così, mi ha detto il maestro che si mangia così. Guardate qua io che faccio. Metto la cipolla dentro e faccio tipo un panino. Il panino, la cipolla a mezzo e le due patate. Piace perché? Come fare magari? Ma io sono nel mondo del cibo, non mai non piacermi qualcosa. Allora, questa è porchetta, provola, maionese al pomodoro sotto, funghi fatti a forno, champignoni e treffe, crema di funghi, champignoni spadella. Ok, quindi volevo creare un panino che sapesse di fungo a goditelo e poiché ti vedo un po' provato, alla fine decidiamo se fanno un altro menu. E visto che mi vedo poco provato. Odora dei funghi, sa dei funghi? Anche qui ragazzi, il pan diverso, non è a rosetto come vedete, stanno a siffette di provola, voglio, assurdo, sono clamorosi, guardate quando sono grandi. Mamma mia, nel mondo dei funghi. Senso guardare, che le porchette che gli esce latte, mamma mia che poesia. Ce l'ho passato a mangiare, Ma è difficile però capire non cadere in tentazione. Cioè non è che hai fatto una cosa che tu dici un panino, se non me la mangi un panino, quasi un peccato non mangi. Ho fatto poco 10 anni fa quasi ormai. Il desiderio è di avere una paninoteca con i tipi di panini che cercavo io. Capito? Ma la sono fatta quasi per me questa paninoteca. Cioè io vengo in campo, posso mangiare questo, tutti quelli che ho assaggiato fino a mo'. È come andare quasi in 10 paninoteche diverse. È la paziella mia. Senza fare nomi, hai trovato una paninoteca che più o meno si avvicina al tuo gusto e quindi alla tua paninoteca? No, penso che Pop è abbastanza unica e originale, proprio come stile. Ogni panino di Pop ha una ricetta particolare, racconta una storia particolare, c'è una storia dietro ogni panino, non è un panino dove tu vai là, te lo componi un po' come quello invece noi ti proponiamo ogni volta delle ricette. Secondo me Pop ha fatto venire lo sfizio anche a tante altre paninoteche di iniziare a proporre delle proprie ricette, quindi questo è stato importantissimo. Poi da grande amante dei panini, ho tantissime paninoteche nel cuore di riferimento, la mia preferita in assoluto è quella da dove nasce la mia carriera. Quando ho iniziato col blog parlai di questa paninoteca a Monte di Procida, vicino Mazzella, che è il mio panino preferito in assoluto. Oggi non c'è più il chioschetto, si sono riuniti tutta la famiglia in un pub più grande. Per me quello è il panino dell'anima, il panino del cuore, che mi ha dato tanta ispirazione per poi fare la mia storia con le mie ricette, i miei gusti e il mio stile. Ci sei riuscito, ti dedico questo morso qua, questo ti voglio dedicare. Questo qua. Guarda se stai mangiando un risotto ai funghi pure, eh? Ogni panino è come se fosse un piatto. Senti, perché secondo me è quasi immorale prendere l'ultimo panino. Ti lascio semplicemente con la storia di questo panino. Django è il primo panino della storia di Wok. Si può dire che è nato prima Django e poi Wok. Cioè avevo l'idea di fare Django e poi è nato Wok. Di quelli che hai provato oggi, quelli che ti vuoi riprovare, stai a casa tua. Depends to one. Il preferito probabilmente è quello con la genovese perché è il mio piatto. Il mio preferito. Però possiamo pure dire, chiudere così, il mio preferito spero sarà il prossimo.
Bella frase. Ci rivedremo. Ci vedremo sicuramente. Signori, finisce qui purtroppo questo viaggio culinario da Spero ti Wok. sei divertito. Molto, moltissimo. Io ti ringrazio per la disponibilità. Tra l'altro, prima volta che ci incontriamo, che ci conosciamo, ero già molto felice di questo. Onorato della sua presenza anche all'interno di un mio video. E si è fatto pure qualche mangiatella, ma così è. Sopra. Un assaggino, non ho resistito, le patate non sono resisto mai. Io penso che non esiste qualcuno che non abbia ancora assaggiato il panino di Wok. Però, se dovesse esistere, io vi consiglio a tutti gli effetti di venirlo a provare. Di trovare il vostro panino preferito e di trovare pure lui, così gli fate i complimenti da vicino. Grazie ancora ragazzi, buon appetito con questo video, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, venite da Wok e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie, ciao. Ciao.